Allora, Presidente Zaia, Veneto Agricoltura con la Regione Veneto è presente a Fiera Agricola, non poteva essere diversamente. Assolutamente sì, e noi siamo la seconda agricoltura d'Italia, oltre 62.000 aziende agricole, 6 miliardi di fatturato e siamo un'agricoltura dei prodotti tipici, 350 prodotti tipici, quindi Veneto Agricoltura e quindi la Regione non possono che essere presenti ed essere i testimonial di questo Veneto che è eccezionale anche sotto il punto di vista agricolo. Lei adesso ha parlato di innovazione, ha detto che il Veneto si garantirà, ecco, e si mostrerà realtà innovativa. Ma lo fa già perché tutte le aziende giovani comunque portano innovazione. C'è da dire anche un'altra cosa importante, che questa agricoltura cresce bene, ma ha bisogno di essere difesa a livello nazionale e internazionale da quello che sono le agropiraterie, come sono definite. 6 prodotti su 10 dell'agricoltura italiana sul mercato straniero sono contraffatti, non sono italiani. Questo vale circa 60 miliardi di euro, vuol dire che sono 60 miliardi di euro rubati in parte anche a noi veneti, o rubati da chi va a fare contraffazione dei nostri prodotti tipici. Anche perché abbiamo grandi eccellenze, dietro di lei c'è il radicchio per esempio. C'è il radicchio rosso di Treviso che è uno dei 350 prodotti tipici, l'asparago di Bassano, piuttosto che altre realtà, pensate alle 52 denominazioni di vini, siamo la prima regione d'Italia per vini, piuttosto che i formaggi, sui formaggi ne abbiamo per tutti i gusti e direi che abbiamo un sacco di produzioni importanti e queste produzioni vanno difese e sono frutto del lavoro del sud dei nostri agricoltori da un lato e dall'altro anche ci permettono di fare turismo, perché poi si va a fare turismo dove si mangia e si beve bene. Ultima domanda, perdono nostra, chiedo scusa, ma Veneto Agricoltura in tutto questo? Veneto Agricoltura è l'azienda strumentale della regione del Veneto, è un'azienda che è sempre sul pezzo, nel nostro front office e quindi penso che non ci sia Regione Veneto senza Veneto Agricoltura e non ci sia agricoltura senza Veneto Agricoltura. Presidente, lei ha messo sotto accusa dal palco della inaugurazione la UE e ha parlato della necessità di tutelare anche digitalmente le nostre produzioni tipiche. Assolutamente sì, noi dobbiamo riuscire a identificare le nostre produzioni, ci sono molte tecnologie, la più recente è l'NFC, ovvero avvicinandosi in prossimità del prodotto tipico identificato e lo smartphone riesce a dirti questo è autentico oppure no e riesce a darti la storia del prodotto piuttosto che altre informazioni. Penso che questo sia il futuro. Se noi non riusciamo a etichettare e a mettere e imporre la tracciabilità vuol dire che è finita perché l'agricoltura di qualità come la nostra verrà tranquillamente imitata dagli altri. Vale circa 60 miliardi di euro nel mondo l'agroalimentare italiano imitato che non è italiano. Grazie.